Quando nasce la tua passione per la musica? Allora, diciamo che la passione della musica è sempre stata una cosa che mi ha accompagnato da quando sono nato. È stata sempre una passione e un cammino che mi ha sempre arricchito. Ho sempre cercato di migliorarmi, ho sempre cercato di in qualche modo essere più completo possibile come musicista, come chitarrista, quindi di lavorare anche non solo sulla tecnica ma sui miei pezzi, sulle cover, quindi un po' su tutto, ecco. Magari spaziando fra diversi generi musicali. La musica è uno dei più potenti mezzi di comunicazione per se stessi e per gli altri. Tu quando suoni, cosa senti e cosa vuoi trasmettere agli altri? Cerco di trasmettere le mie emozioni. Quando scrivo un pezzo solitamente è dedicato a una persona in particolare o un particolare avvenimento della mia vita. Diciamo che molto spesso la chitarra è una grandissima consigliera, tra virgolette, perché quando ho un problema, quando ho diciamo un periodo no, vedo sempre che la musica è un'arma veramente vincente. Quindi sono anche contento di fare questo di mestiere e di passione soprattutto, no? Hai avuto tanti successi nella tua carriera fino adesso. Cosa e dove vorresti arrivare tra 20 anni, per esempio? Il mio interesse è sempre stato quello di lavorare con un'orchestra, quindi ho avuto modo di fare alcune esibizioni con delle orchestre, anche perché sono molto affascinato dalla musica classica, anche se diciamo non la suono, però l'ascolto molto perché penso che ci sia ancora qualcosa da esplorare in quell'ambito. Dell'anno scorso sei entrato nel libro dei Guinness dei primati. Cosa ti ricordi di quell'esperienza? Beh, diciamo che è stata un'esperienza molto particolare perché pochi lo sanno, però una settimana prima mi è stato comunicato che appunto dovevo presentarmi ad eseguire il Voglio Calabrone e mi è stata cambiata la partitura, appunto perché i giudici sostenevano che la mia versione non era l'originale. In realtà era l'originale, però ho dovuto adattarmi, quindi anche la velocità che ho adottato è stata un po' precauzionale, diciamo, quindi ho deciso di stare un po' più tranquillo. Un piccolo sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto è vendere la mia musica, quindi, ma il sogno ce l'ho, cioè un sogno che ho è quello di trasmettere quello che so anche agli allievi, no? A persone che vogliono trarre, diciamo, dalla mia persona, magari dal mio modo di suonare qualcosa, quindi mettere necessariamente a servizio di altra gente quello magari che posso sapere o qualche consiglio che posso dare. Quindi. Un consiglio ai giovani musicisti che si approcciano per la prima volta al mondo della musica? Ma un consiglio è crederci sempre e non lasciarsi mai influenzare da critiche, da pareri detti semplicemente per invidia o per distruggere ciò che abbiamo costruito. Quindi diciamo l'importante è crederci sempre, farlo con molta umiltà, semplicità, non avendo diciamo la necessità di essere migliore di qualcuno, ma di collaborare con ciò che siamo e con chi conosciamo, ecco. Un saluto a Vive TV.